avanti dal vostro chef Tony Sardeon, sempre online. Vi ricordo che ho anche il canale YouTube, mi raccomando iscrivetevi e mettete anche un bel like. Solitamente vi offro delle ricette che sono appetitose, però bisogna dire che affinché una ricetta faccia il suo effetto bisogna anche abbinare un ottimo vino. Questo è fondamentale. Per esempio, guardate che i medici inglesi, i dottori, no, si beve solamente vino DOC. Ecco, allora, quale vino mettere a seconda della serata? Mi diria che molto dipende anche dall'ospite, perché se una sera, guardate che avete la fortuna di avere ospite a cena, una donna soave, cosa che offrì? Gli offrì una bella bonarda, così capite subito l'antifona. State attenti però, perché se invece di offrire la bonarda, gli offrì l'agnanico, a col cavolo che questa ave basa. E allora, se si passa a spavaldi, da una figata, si potrebbe trasformare in una donna fugata. E a quel punto diventa molto molto difficile bere da soli un durello. Avete capito? Per oggi direi che è tutto. Mi diria, vi faccio sentire la sigla. Vai maestro col tostapane. Fa rinfrescarsi il becco che vuole prosecco, prosecco.